Siamo qui a Felonica, nella capitale del Tirot, e siamo qui all'evento per Corti e Cascine. Per fare il Tirot produco la cipolla gialla, la nostra cipolla gialla autoctona che veniva coltivata da tutti gli agricoltori negli anni 70, 60, 50 e riuscivamo a esportarla in tutta Europa senza l'uso di internet. Ho questo campo di cipolle che coltivo da un paio d'anni, viene seminata in agosto, viene fatto il vivaio e poi dal vivaio vengono trapiantate in ottobre, si arriva al raccolto in giugno. In giugno questa cipolla è proprio pronta per essere lavorata e per essere commercializzata. Alla fine di questo lavoro veniva organizzato un momento di festa collettiva e quindi era consuetudine fare festa nei campi, quindi donne, uomini e bambini raccolti attorno all'ombra delle cassette colme di cipolle festeggiavano mangiando il Tirot. In questo momento di festa collettiva viene chiamato sganzega. La caratteristica della cipolla è un prodotto per me eccezionale, abituato a mangiare cipolle tutto il giorno. Io vivo di pane e di cipolla. È una pianta biennale la cipolla, ecco come caratteristiche, diciamo così, agronomiche. Perché è biennale? Perché il primo anno va a fare il bulbo e il secondo anno la cipolla si produce in seme. Caratteristiche organolettiche eccezionali e depurative, fa bene all'intestino, fa bene alle punture di insetti, per esempio se la schiacci, ed era il piatto, diciamo, tipico dei contadini che Mario ha citato e che lui vuole rivisitare con feste, eccetera. Grazie anche a una famiglia che qui ha esportato, oltre al prodotto, anche il nome di questo prodotto eccezionale. Si mettono tutti gli ingredienti e poi si inizia a impastare tenendo l'impasto bello asciutto, si aggiunge poca acqua per volta. Quando si è fatta una bella pallina, una bella poltiglia, si mette anche il lievito e si continua a impastare aggiungendo acqua un po' alla volta. Quando l'impasto è bello tenero e colloso è pronto per essere steso sulla teglia. Si lascia lievitare per 30-40 minuti e poi si inforna a 200-200 gradi, 210 gradi e alla fine buon appetito. Oltre al Tirot fresco che produco per il mercato contadino di Mantova, ho pensato a realizzare un kit che racchiuda tutti gli ingredienti per realizzare il Tirot in casa. L'ho chiamato T-Box, Tirot Box, sufficiente per realizzare una teglia di 30x40 cm, quindi 400 grammi di cipolla confezionata sottovuoto, la farina dosata, l'olio extravergine, il sale, il lievito secco. Chi vuole realizzare il Tirot lo può fare acquistando questo box.